imprese del Made in Italy, ITA Agenzia ICE, Venice World Sustainability Capital Foundation, Fondazione Musei Civici Venezia, Venice, AVM, Gruppo Veritas. Invito a raggiungerci il coro del Teatro La Fenice. Fondato nel 1792, il Teatro della Fenice è un'eccellenza per il nostro paese, è un gioiello dell'architettura teatrale italiana, è un vero e proprio luogo sacro della musica, e il coro del Teatro La Fenice è una formazione stabile del teatro veneziano ed è una delle nostre eccellenze più belle, una delle eccellenze italiane in ambito musicale, attualmente istruita dal maestro del coro Alfonso Caiani. Quest'oggi avremo il piacere, l'onore di vederli, intanto prendere posto accanto a noi, ma di sentire il celebre coro tratto dal Nabucco. Sentiremo il Va Pensiero, sentiremo l'inno di San Marco e sentiremo l'inno di Mameli. Per raccontare che cosa sta per succedere, amici e colleghi e a tutta l'autorità presente, chiamo con noi il tenente di vascello Fabrizio Galeone, pilota della Marina Militare del 4° gruppo di elicotteri di Grottaglie, per raccontare quello che sta per accadere sopra di noi. Tenente di vascello, tenente, ben trovato. Mettiamoci qui. Allora, tenente, sul palco ci hanno raggiunto tutti, siamo tutti seduti. Che cosa succede sopra le nostre teste tra qualche istante? Innanzitutto buongiorno Alessio, ti ringrazio per l'introduzione, buongiorno a tutti gli ospiti e benvenuti a questa edizione 2026 del Salone Nautico di Venezia. Per me è un piacere ed un onore annunciarvi che a breve ci sarà il passaggio di 2 elicotteri della Marina Militare che effettueranno un sorvolo in formazione omaggiando questo evento facendo sventolare per i cieli di Venezia le bandiere della Marina Militare e il gonfalone di San Marco. Gli elicotteri in questione sono 2 SH-90 della Marina Militare, l'elicottero più all'avanguardia di cui attualmente dispone la nostra Forza Armata, è sicuramente uno dei migliori elicotteri nell'intero panorama mondiale, e sono precisamente del 5° gruppo elicotteri, locato in Sarzana Luni, una delle 3 basi della Marina Militare, insieme a Grottaglie e Catania. Diciamo che questo è un elicottero realizzato per volare sia da terra ma operare soprattutto da bordo delle unità navali, che è una peculiarità della nostra Forza Armata. È un elicottero multiruolo e grazie alla sua versatilità può essere configurato in base alla missione specifica che gli viene assegnata. Tra le varie configurazioni abbiamo sicuramente quella eliassalto, grazie alla quale noi cooperiamo con la Brigata Marina San Marco e le nostre forze speciali. Faccio uno spoiler, successivamente vedrete proprio il frutto di questa cooperazione. Dopodiché può essere montata anche una suite di sensori dedicata per individuare e contrastare l'eventuale presenza di sommergibili ostili, fino a ricoprire dei ruoli importanti nelle operazioni di ricerca e soccorso, e quindi concorrere alla salvaguardia della vita umana in mare. Ma Alessio, se me lo permetti, con il tuo permesso, volevo ora presentare un brano musicale che, più che un brano musicale, è un simbolo di unità, liberazione e attaccamento alla patria per noi italiani. Io personalmente ogni volta che lo sento il mio petto si riempie di orgoglio. Il canto degli italiani, che oggi però avremo il piacere di ascoltare, è cantato dal coro del Teatro La Fenice. Tenente, bravissimo, grazie, ed è vero. Vuoi restare qui perché ti vedo molto portato anche alla conduzione, oltre che alla guida degli elicotteri. Io penso che possiamo ascoltare il coro della Fenice con l'inno di Mameli. Grazie. Gloria,
Adesso possiamo vedere i due elicotteri che si avvicinano in formazione, è un volo molto delicato e godiamoci questo spettacolo. La puntualità. Certo, quella fa parte della Della bravura degli equipaggi di volo. bravura. Arrivare quando bisogna arrivare. Passaggio perfetto. Tenente, preferisce stare sopra? Preferivo stare sopra, devo essere onesto, però devo dire è la prima volta che lo vedo dal basso e mi rendo ancora più orgoglioso di far parte dei reparti aerei della Marina Militare. È vero. Ogni tanto è bello anche cambiare punto di vista, stando sempre lì su, ogni tanto è bello anche guardarlo da qua giù. Grazie Tenente, un applauso al Tenente che ci ha accompagnato e ci ha spiegato, ma in rappresentanza naturalmente a tutti voi. Grazie a tutti, buona continuazione. Grazie Tenente, grazie al Tenente Fabrizio Galeone. Darei la parola al Sindaco e congedo anche il coro per il momento, vi rivedremo tra poco, quindi grazie intanto per l'emozione dell'inno di Mameli che ci avete regalato. Sindaco, grazie. Allora, intanto grazie a lei. Grazie al Presidente del Senato che ci onora della sua presenza e poi insomma grazie a tutte le autorità che sono presenti. Io mi sono scritto un elenco di istituzioni da ringraziare, in primis la Marina Militare, con cui da sempre ho fatto un accordo, sono 7 anni, il 7° anno questo salone. La Marina ha creduto in questa iniziativa da subito, insieme a Vela abbiamo pulito le tese che vedete, c'è qui, adesso vedete sì il sommergibile, ma qui c'erano soltanto erbacce e abbiamo avuto difficoltà anche perché c'era gente che fotografava le molle dei materassi ruggini che avevano buttato via perché c'erano rifiuti di ogni genere, per cui è stato difficile perché con la burocrazia è veramente complicato fare le cose in Italia. Spesso i politici non fanno niente, così non rischiano tutto quello che voi potete immaginare che può succedere in Italia, e invece qualcuno deve rischiare, se no questi spazi non li avremo mai recuperati. Poi voglio ringraziare Lice, oggi non c'è perché aveva altri impegni, Matteo Zoppas, ma ci ha aiutato davvero tanto in questi anni, per cui grazie a Matteo e grazie a Lice. Devo ringraziare la Camera di Commercio, ho visto il Presidente Zanon qui, lo ringrazio molto perché è parte di questa iniziativa, in sostanza cala la grana, che poi non è una cosa così aleatoria. No, perché per fare le cose ci vogliono i soldi, parla sempre di skate, sì, però se non li vai a chiedere poi non te li danno e poi se non li ringrazi non te ne danno più, perché bisogna ringraziarli, bisogna imparare questo, lo dico per chi deve ricordarselo, non è un lavoro sempre elevatissimo, però lo sa bene Vela che la mattina alla sera è picchio perché vado a cercare sponsor e noi ringraziamo gli sponsor, li abbiamo ringraziati prima, il conduttore della Leti, tutti i nostri sponsor, li ringrazio anch'io anche se non faccio l'elenco perché davvero per noi sono fondamentali e importanti, perché un grazie è vero che sono imprese private che credono nella visibilità di questo salone. Poi voglio ringraziare la città di Venezia, quella la faccio 3 volte, una all'inizio, una dopo e una alla fine. I cittadini di Venezia che hanno creduto in questo e l'hanno fatto anche con le ultime elezioni. Per questo salone noi l'abbiamo già finanziato anche per il prossimo anno, per cui vi dico la data, l'ho detta ieri, sarà dal 26 al 30 di maggio del 2027, tutto a posto perché anche si iniziano già le prenotazioni, chi ha diritto può già prenotarsi eccetera. Il comune per questa manifestazione mette soldi e i consiglieri comunali, uscenti e entranti, perché sono sempre gli stessi, alla fine alzano la mano, perché senza la mano dei consiglieri non si fa niente, il consiglio è sovrano in una democrazia, hanno sempre alzato la mano e abbiamo chiaramente trovato le risorse nei bilanci, abbiamo efficientato i bilanci, abbiamo tagliato noi. Noi, l'ho detto prima, in questi 11 anni che ho fatto il sindaco, questa penso sia la mia ultima volta, se domani il tribunale decreta la vincita del personaggio che adesso andrò a presentare, io finirò e finito la proclamazione in tribunale faremo anche le consegne ufficiali a Cafassetti dove gli consegnerò ufficialmente la fascia, Ghedago Leon, che dico adesso è tutta roba tua e lo dico pubblicamente, lui sarà il sindaco di questa città e grazie a Simone Venturini che adesso chiamerò sul palco.
È stato un grande piacere, un grande onore. La città ha davvero capito e ha dato un segnale. La lista civica ha preso il 30%. 30%. E dopo tutti si intesteranno la vittoria, ma questa vittoria vera è dei cittadini veneziani, è della gente che lavora anche qui. Perché questi, l'avevano già detto, non avrebbero messo i soldi, avrebbero tirato fuori le scuse di qualsiasi, ma il salone finiva probabilmente con l'ultima edizione, sempre se l'avessero fatta non trovavano altre scuse. E invece continueremo a farla e continueremo a difendere la Marina Militare e le forze dell'ordine, che ci garantiscono la sicurezza. Questo è il mandato che abbiamo ricevuto, che ha ricevuto Simone dai cittadini, e continueremo così. Poi voglio ringraziare la Confindustria e gli artigiani. Non ci danno soldi, però ci danno molto aiuto. È presente la Presidente, sono presenti le categorie, dico gli artigiani, i commercianti, sono presenti le categorie economiche, che sono quelle che lavorano e pagano le tasse e pagano anche tutti i dipendenti pubblici, compreso le forze dell'ordine. Vengono pagate da chi lavora e paga le tasse. Questo è il ringraziamento che va a loro. Poi se riusciamo anche tramite loro a trovare altri sponsor, meglio, giustamente. E poi un ringraziamento speciale alle forze dell'ordine. Sempre ci difendono, ci proteggono, sono parte del nostro tessuto sociale, vanno ringraziati senza se e senza ma. Un ringraziamento a Vela per l'operatività, ai ragazzi che chiaramente dirigono, ma a tutte le persone che lavorano con loro. È un lavoro per organizzare un salone defaticante. Si comincia da un'ora dopo che è chiuso, si ricomincia a cercare sponsor, a cercare attività. Quest'anno tra l'altro è un anno molto difficile. Si è chiuso un mercato orientale perché non si riesce a consegnare, in America ci sono stati i dazi, insomma chi è del settore lo sa. Io voglio lanciare un appello ai cittadini io dico, l'ho sempre chiamato il popolo del mare, un po' il mio popolo. Io d'estate avevo sta barchetta, ho cominciato da un gommone, non è che so figlio di chissà chi, sono figlio di un operaio. Ho preso un gommone e mi ricordo all'inizio andavamo in Croazia senza GPS, senza niente, a caso, col sole. Arrivavamo, a quel tempo c'era Jugoslavia, che davamo una carta da mie, non c'era passaporto, c'era niente, controlla il gommone, davamo i riscampi e tornavamo a casa. Questi sono i veneziani, non è quelli che ha paura dell'ondina, c'ha pa il mondo che ha paura, e chi va in mare lo sa, rispetti il mare, lo rispetti sempre, chi va in mare lo tiene pulito, chi va in mare rispetta le regole della navigazione, chi va in mare rispetta le bandiere, sa cosa vuol dire partire, decollare da un porto e sa cosa vuol dire atterrare in un porto, perché quando ti sparisce l'orizzonte, cioè non vedi più la terra, è un momento in cui cominci a pensare che vivere non è una cosa, per cui questi elicotteri che noi vediamo, questi discorsi un po' generali, poi quando c'è il momento agiscono, ci sono davvero e funziona lo Stato. Dobbiamo crederci un po' di più forse. Adesso è il momento, e voglio farlo, tradendo qualsiasi protocollo me ne strafrego, voglio chiamare sul palco Simone Venturini, che si merita un applauso lunghissimo. Vieni Michele. Vieni Simone. Qua ci sono rettori di università, consiglieri, politici, c'è tutti. Simone rappresenterà. È un vero piacere, un vero onore, lo dico con totale sincerità. Io ho dovuto battagliare per mettere il suo nome. Io ho detto, qualcuno voleva mettere un nome di un partito, ho detto non esiste. Questa città non è in grado, non accetterà mai un nome di un partito calato dall'alto. Puntualmente a sinistra che ha fatto questo, proprio un classico. E abbiamo dovuto fare proprio anche accordi, come si fa in politica, eccetera, eccetera. Poi ho dovuto convincere Simone a rischiare, perché non è semplice. Gli hanno provato a ingolosirlo per toglierlo dalla corsa, gli ho detto regione, posto, sicuro. Ho detto Simone, te la giochi, cazzo, stai qua, se non lo fai adesso. Insomma, ho convinto, follia, perché qui se perdi in politica non ti regala niente nessuno. Adesso tutti bravi fai gli eroi, ma se lui perdeva non salutava più. Adesso non dico questo, ma insomma, per cui un applauso doppio a un ragazzo che ha messo tutta la sua vita nelle vostre mani. Qualcuno ha detto che è il mio delfino e lui ha risposto, e io confermo, l'unico delfino che abbiamo è questo del bacino di San Marco, una cosa dei delfini. Lui è un ragazzo libero, ha scelto, ha fatto la campagna elettorale come ha voluto lui, sceglierà le persone che vuole lui, è un uomo libero. Venezia ha dimostrato di essere una città libera, grazie a voi, a quelli che hanno votato con libertà, e abbiamo difeso la libertà. Questa città non prende ordini da nessuno, non prendiamo ordini da nessuno, e noi difenderemo sempre gli interessi del mondo del lavoro, perché questo è quello che lui era prima che io lo conoscessi. Io ho imparato da lui era già in politica, lui è più politico di me, sarà una gestione diversa, sarà la gestione Simone. Io domani, dopodomani, mi tolgo la fascia e sarà lui. Andate a domandare a lui.
i pregi, i difetti, i problemi, i difetti sono roba sua. Ed è una cosa grande. Ieri al Tagliercio una signora si è seduta vicino a lui e ha cominciato a parlargli. Io sono andato a prendermi un caffè, sono tornato e era ancora che gli parlava. Te l'ho detto o no? Gli faccio. È solo l'inizio. Non seccava più, si attacca come i sanguisughe, non è altro. C'è questo che ha anche una vita. Ho guardato la Carolina e ho detto preparati perché questa è una città che è peggio del ministero, che c'è sempre i ministri, che c'è tutti da andare, sabato, domenica non esiste, de notte che c'è il TSO, perché qua va via de matto e bisogna punturarli, ce n'è di tutto prefetto, qualcosa che ne sa. Per cui insomma, se mi chiamerà per consigli, eccetera, noi saremo totalmente, io a disposizione sua, però farò la mia vita. Io ancora una volta è stato un onore, adesso gli cedo la parola, mi sembra doveroso che dica lui qualcosa, anche sul salone nautico, perché vogliamo sentire che il salone nautico continua, facciamo parqueo. E già prima di finire, no, ragazzi, ricordatevi, è importante che se dice che continua, se continua, perché se decide che non si continua, sei io il sindaco. E c'è il Presidente della Regione. Siccome lo voglio ringraziare, la prima volta, lui viene sempre, devo dire che davvero è venuto anche alla Biennale, è sempre presente. Questo, ti dico, Alberto, per me è stato un grande esempio. Spero che riesci a continuare, so che sarà difficile, però secondo me la presenza fisica, la difficoltà fisica ti rendo veramente omaggio. Poi appunto so che con lui vi trovate benissimo, l'età eccetera, noi siamo boomer, per cui mi fai fare tutte le mattine, perché ormai mi sono rassegnato. Spererei, e qua lo dico strumentalizzando un po' la situazione, che la regione ci dia qualcosa, cioè, quantomeno facciamo un percorso sulle fiere. No, vabbè, se non uso questi momenti qua, ma tanto io dopo faccio mia solita parte poi. no, ma dico, c'è un tema, il percorso delle fiere, il sistema fieristico. Noi non siamo fiere, abbiamo fatto una mostra, siamo fatti da soli, 1, 2, 3 di notte, sono andato a Dussel, a pregare a certi espositori di venire, ho fatto il piazzista totale per sta città. E purtroppo che a volte bisogna andare a mai, per cui, cioè, se la regione ci mette, non dico la mano, la coscienza, quello che vuoi, però guarda, cioè, qui si parla del mondo. Questa è la roba. E poi, già che ci siamo, la Fenice. La Fenice che se la regione decide che il comune mette 2 milioni, se la regione mette 600.000, se riusciamo a arrotondare da una mano, ti dico, penso che sia un valore veramente mondiale. E su questo te lo dico, c'è il sovrintendente da qualche parte, se riusciamo. Perché la Biennale ci ha messo il cuore, per cui penso che lo possa fare. È veramente una coppiata vincente, ragazzi. Fateli un applauso, siamo tranquilli. Parola a Simone Venturini, grazie a tutti. Buongiorno a tutti, grazie dell'affetto, grazie della vicinanza. Sto anche riprendendo la voce, quindi riesco a ringraziarvi con un po' più di vigore. Davvero volevo ringraziarvi tutti, saluto l'ammiraglio, saluto il Presidente del Senato, l'amico Ignazio La Russa, davvero grazie per essere presente ancora una volta, è veramente un segnale di grande attenzione e te ne siamo grati. Saluto ovviamente l'amico, il governatore Alberto Stefani, la cui presenza è molto importante, faceva bene il sindaco Luigi Brugnaro a ricordarlo, la presenza negli ultimi mesi è stata veramente significativa e te ne siamo veramente riconoscenti e faremo davvero un grande lavoro insieme. Il Veneto e il suo capoluogo uniti verso la crescita e verso lo sviluppo. Davvero grazie Alberto. Però il ringraziamento più grande del cuore va ovviamente a chi ha reso possibile tutto questo. Sicuramente tutti quelli che hanno lavorato, tutti quelli che hanno contribuito, gli sponsor, gli espositori, le maestranze e tantissime persone che in questi anni hanno sudato, visto anche la stagione e il caldo del periodo, per realizzare tutto questo. Però tutto parte da un'intuizione, da un impegno, da una costanza, da una pignoleria che conosciamo bene, insomma, chi ha lavorato con lui in questi anni e soprattutto ha tanta visione. Quindi davvero il più grande applauso va a Luigi Brugnaro, che ha regalato a questa città, a questo territorio, 11 anni della sua vita, senza chiedere nulla in cambio e anzi rimettendoci molto sul piano del tempo libero, degli affetti, del piano personale, del tempo sottratto all'attività che poteva tranquillamente fare e rischiando e giocandosi in prima persona davvero tanto. Quindi Luigi, io raccolgo questo testimone con l'onore, col peso anche di questa responsabilità importante e tante aspettative di cui mi ha caricato il voto degli ultimi giorni. So che insomma raccolgo un'eredità veramente importante
in termini di lavoro fatto, insomma il Salone è solo uno dei tanti gioielli che questa città ha realizzato in questi anni. Il più grande gioiello secondo me sta però in una cosa nascosta che la gente forse addirittura alle volte non sa, ed è nel rigore della tenuta dei conti, nella gestione puntuale della macchina comunale e nell'aver voluto fare il più grande regalo alle nuove generazioni. Tutti si riempiono la bocca dei giovani, faremo, diremo, faremo, eccetera. Questa città ha tolto dalle prossime generazioni negli ultimi anni 200 milioni di debito pubblico ed è il più grande regalo, perché meno debito vuol dire più libertà, più possibilità di fare i progetti, più possibilità di coronare i sogni. E quindi raccolgo questo testimone sul Salone Nautico e confermo a tutti che continuerà almeno per i prossimi 5 anni, noi speriamo almeno per i prossimi 10 e pensiamo addirittura per i prossimi 50. È davvero quindi bene l'appello a esserci, a contribuire, a partecipare alla prossima edizione, e davvero però ecco, non ci lasci solo il Salone, Luigi, ci lasci molto di più. E davvero so di poter avere un amico, un consigliere importante, una persona a cui in caso di bisogno so di potermi rivolgere con l'amicizia e la franchezza che ci ha sempre contraddistinto il nostro rapporto. Quindi davvero grazie di tutti, buon lavoro e buon Salone Nautico. Grazie, grazie Sindaco. La invito a prendere posto con noi sul palco, ringraziando il Sindaco eletto, naturalmente Venturini, con l'entusiasmo che giustamente lo porta dalla festa di qualche ora fa, oggi direttamente sul palco, ringraziando anche il Sindaco uscente per questo passaggio di consegne che è avvenuto proprio qui al Salone, questo passaggio informale, ma che rende ancora più speciale questa edizione del Salone. E questo applauso è per il Sindaco Brugnaro. Questo applauso, questo affetto dalla platea al palco e tra le istituzioni qui sul palco è davvero un bellissimo momento qui all'inaugurazione del Salone, il momento più bello per poter cominciare. Vado avanti, dopo aver sentito, insomma, dopo aver vissuto questo passaggio, vorrei dare la parola al Presidente di Confindustria Veneto Est, Area Metropolitana, Venezia, Padova, Rovigo, Treviso, Paola Carron. Devo dirvi che si sta meglio di qua, che c'è un po' di ombra, perché lì è veramente impegnativo. Lo sa che ha ragione, infatti mi sposto un attimo perché lì stavo al sole e devo ascoltarla, preferisco farlo all'ombra. Però, buongiorno a tutti, per me è un grande piacere portare il saluto di tutta Confindustria Veneto Est. Saluto il Presidente del Senato, La Russa, il Presidente del Veneto Alberto Stefani, il Sindaco Luigi Brugnaro e il Sindaco eletto Simone Venturini, al quale rinnoviamo gli auguri per il suo mandato. E un saluto anche al Comandante della Scuola Marina Militare Stefano Barbieri e anche un saluto al Presidente della Camera di Commercio, ma a tutte le autorità civili e militari qui presenti. Con 300 imbarcazioni e 270 espositori, provenienti da Italia, dall'Europa, dal Mediterraneo orientale, si presenta questo Salone Nautico di Venezia, che si conferma come un appuntamento, che è un appuntamento strategico per il nostro territorio. È una vetrina non solo per la città di Venezia, ma anche per tutto l'entroterra. E noi come Confindustria Veneto Est siamo orgogliosi di essere stati al fianco fin da subito a questo evento. I numeri sono numeri importanti se guardiamo quello prettamente della nautica, 72 milioni di euro il valore, con 1.100 addetti occupati, però questo è un settore che coinvolge un'intera filiera, che è una filiera molto importante, per cui i numeri sicuramente sono molto più importanti. Parliamo di 1 miliardo
di valore aggiunto e 12.500 addetti, quindi numeri importanti perché questo settore coinvolge il settore della moda, quello dei tessuti, del legno arredo, della componentistica, del vetro, quindi tanti temi che la nostra regione, col saper fare, il Made in Veneto, diciamo che è orgogliosa di contribuire a questo settore. Quindi la nautica oggi non è solo cantieristica, è una manifattura avanzata, innovazione, competenze, l'introduzione di nuove tecnologie, l'attenzione anche ai temi della sostenibilità sono presenti oggi. Quindi sicuramente questo, abbiamo detto, è un appuntamento importante. Come Confindustria noi siamo presenti al Salone con uno spazio espositivo proprio per valorizzare il know-how e la qualità produttiva che viene dal nostro territorio. Però sottolineo la cosa importante, che eventi come questo dimostrano quanto sia importante lavorare e collaborare insieme, istituzioni, imprese e territorio, per creare sviluppo e attrattività del nostro territorio. E a questo un grazie in particolare al Sindaco Brugnaro per aver avuto, diciamo, la felice intuizione di proporre questa edizione, questo evento, che anche noi daremo continuità nella presenza. Quindi a tutti gli espositori e gli operatori io vi auguro un buon Salone Nautico. Grazie a tutti. Grazie alla Presidente di Confindustria Veneto Est, area metropolitana, Venezia, Padova, Rovigo, Treviso, Paola Carron. Darei la parola subito al Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia, Rovigo e Delta Lagunare, Massimo Zanon. Buongiorno a tutti, con grande soddisfazione ho il piacere di, in questa occasione ancora del 7° Salone, a nome della Camera di Commercio e mio personale, di ringraziare l'organizzazione di questo avvenimento che sembrava all'inizio quasi una follia, una visione. È evidente che la Camera ci ha creduto, ma soprattutto io voglio sincerarmi con tutti voi che la Camera continuerà a esserci anche nei prossimi anni. La presenza sempre delle massime autorità dello Stato, quando non c'è il Presidente della Repubblica c'è il Presidente del Senato, i ministri vari, la possibilità in tutti i modi che con la Marina si riesca ad avere un rapporto straordinario anche per i prossimi anni, la Regione che non ha mai mancata, c'è sempre stato il Presidente Zaia presente, ma mi sembra di capire che con la nuova Presidenza c'è un'attenzione che va oltre, perché probabilmente la nostra sfida non è più quella di rimanere un compartimento uno diverso dall'altro, ma un Veneto unito diventerà un Veneto più forte. Qualcuno vuol parlare che vuol fare le città metropolitane, io penso che la nostra possa essere solo l'embrione di una città metropolitana molto più grande. E da questo punto di vista, quindi, nel ringraziare tutti voi presenti, noi siamo dalla parte delle imprese. Imprese e Camere di Commercio sono la stessa cosa e le imprese sono in manifattura, posti di lavoro, che sia turismo o che sia la possibilità di aiutare il mondo dell'artigianato piuttosto che il mondo dell'industria è il nostro compito. Lo faremo con piacere, cercheremo di farlo al meglio e non vi facciamo certamente immaginare che vogliamo essere protagonisti, ma compartecipi. Grazie. Grazie Presidente Zanon. Ora subito la parola al delegato del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, comandante delle scuole della Marina Militare, l'ammiraglio di squadra Stefano Barbieri. Grazie. Signor Presidente del Senato, signor Presidente della Regione Veneta, signor Sindaco, signor Prefetto, onorevoli parlamentari, autorità civili e militari, eccellenze, signori e signore. Porto il saluto dell'ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, che mi ha onorato dell'incarico di rappresentarlo in questa sede e di portare con la sua stima per questo evento la vicinanza e il pieno sostegno della Forza Armata a una manifestazione che è molto più di un appuntamento fieristico, è la celebrazione di ciò che l'Italia è nel profondo da sempre. Siamo a Venezia, siamo nell'Arsenale e questo non è un caso. Per secoli queste mura hanno rappresentato il cuore pulsante della potenza marittima della Serenissima, il luogo dove il legno diventava scafo,
dove l'artigianato creava la flotta, dove la visione di una repubblica si traduceva in capacità di proteggere rotte e interessi, promuovere libertà e prosperità. L'Arsenale di Venezia non è un monumento alla storia, è un promemoria vivente di ciò che un paese marittimo sa fare quando investe con determinazione sul mare. Quegli stessi specchi di mare che le galee della Serenissima solcavano ospitano oggi sul fondo i cavi sottomarini su cui viaggia il 98% del traffico internet globale. La storia non è passata, si è trasformata in infrastruttura. Siamo una penisola con oltre 8.000 km di costa, il 90% delle merci che entrano ed escono dal nostro paese viaggia via mare. Il Mediterraneo allargato non è la nostra periferia, è il nostro centro di gravità strategico, economico e culturale. Eppure per troppo tempo abbiamo faticato a tradurre questa consapevolezza geografica in una vera cultura della marittimità. Il Salone Nautico di Venezia è uno dei luoghi in cui questa missione culturale si compie nel modo più naturale e potente. Marittimità significa comprendere che la sicurezza delle nostre rotte commerciali è la sicurezza della nostra economia. Significa riconoscere che cavi e oleodotti che attraversano i fondali del Mediterraneo sono le arterie invisibili della vita quotidiana di decine di milioni di cittadini. Significa capire che il mare non è uno spazio vuoto, è un dominio conteso, stratificato, complesso, un dominio che richiede competenze, tecnologie, personale formato e addestrato e una visione di lungo periodo. Concretamente la protezione di questi interessi si traduce in navi che quotidianamente assicurano la libertà di navigazione nel Mediterraneo allargato, partecipano a operazioni nazionali e non, come Mediterraneo sicuro e fondali sicuri. Non come presenza simbolica, ma come capacità di risposta reale in un'area che non ha mai smesso di essere teatro di tensioni e minacce ibride. In profondità, la Marina ha sviluppato una capacità unica nel panorama europeo, il Polo Nazionale della Subacquea, che integra competenze militari, scientifiche e industriali per il monitoraggio e la protezione delle infrastrutture critiche sui fondali, quelle architetture su cui poggia la vita connessa del continente. Il dominio subacqueo è oggi uno degli spazi strategicamente più rilevanti e meno presidiati nella percezione pubblica. Dal Mediterraneo all'Indo-Pacifico, dal Mar Rosso al Golfo di Guinea, siamo presenti perché le rotte che collegano quei mari ai nostri porti sono le arterie del commercio globale su cui scorre la prosperità delle nostre imprese. Su tutte queste dimensioni la Marina opera in stretta sinergia con l'industria nazionale, nella consapevolezza che la sovranità tecnologica e la competitività industriale sono due facce della stessa medaglia. Molte delle eccellenze rappresentate in questo salone ne sono dimostrazione concreta. Il Salone Nautico di Venezia guarda al mare con occhi aperti, con curiosità, con ambizione, con la consapevolezza che il mare sia insieme una risorsa e una responsabilità. A Venezia, in particolare, la Marina ha inteso raccogliere l'eredità della tradizione marinara della Serenissima, trasferendo qui nel 1999 il suo istituto di formazione superiore, che funge anche da polo culturale della Forza Armata. Grazie a questa scelta lungimirante è stato possibile realizzare numerosi progetti di valorizzazione dell'antico arsenale, fra i quali spicca il recupero della maestosa sala squadratori. La sinergia istituzionale tra Forza Armata, amministrazione comunale e istituzioni locali ha vissuto un crescendo che ci ha portato oggi alla 7ª edizione del Salone Nautico, organizzato dalla Società Vela del Comune, con la collaborazione della Marina. Altrettanto rilevante è la collaborazione in campo accademico che l'Istituto di Studi Militari Marittimi intrattiene ormai in forma strutturata con l'Università Ca' Foscari, l'Università UAV e il CNR ISMAR, che insieme hanno dato vita al Polo del Mare, un hub di formazione e ricerca interdisciplinare sul bene comune mare, dalle infrastrutture critiche al sostegno alla Blue Economy. E oggi siamo qui per questo, dalla tutela ambientale alla sicurezza e difesa degli interessi nazionali, da area di equilibrio geopolitico a naturale ambiente di cooperazione internazionale. Con questa prospettiva comune sull'importanza della marittimità per l'Italia, la Marina si pone al servizio del Paese insieme alle altre istituzioni oggi qui ben rappresentate. Grazie. Grazie Ammiraglio. L'importanza, insomma, il legame che c'è fra il passato e il futuro, che è il segreto di questo luogo e di questo salone. Lascio la parola al Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani. Presidente, Sindaco, Ammiraglio,
un saluto a tutte le autorità civili e militari presenti. Permettetemi di dare un grande saluto a Simone Venturini, un amico che sarà un grande sindaco di questa città. Prima abbiamo ricevuto un po' di sollecitazioni, ma direi che la prossima settimana, noi ci siamo visti tanto da amici in queste settimane, in questi mesi, ma ci vedremo per la prima volta da presidente della regione e da sindaco della città per costruire insieme il futuro di questa straordinaria realtà che è Venezia e della straordinaria realtà che è il Veneto. Sarò breve perché il presidente di una regione deve tenere giustamente la salute dei suoi cittadini e quindi credo sia doveroso essere brevi, ma soprattutto dire un messaggio importante. A me piace sempre partire dalla storia e credo che questo territorio abbia una storia straordinaria che intreccia il messaggio che oggi continua ad essere molto significativo qui al Salone Nautico. Questa è una terra che ha saputo, e soprattutto un popolo che ha saputo fare del mare una straordinaria risorsa, anche grazie al settore della nautica nel corso degli anni, nel corso del tempo. E credo che questo messaggio sia fondamentale, a maggior ragione in una realtà come questa, che dimostra come il progresso tecnologico e l'avanzamento tecnologico del settore nautico stia portando anche dei grandi benefici per quanto riguarda la sostenibilità. Sostenibilità non significa star fermi, sostenibilità significa guardare avanti, sostenibilità significa far crescere il mondo imprenditoriale, sostenibilità significa garantire al mondo imprenditoriale le possibilità, le garanzie per poter avanzare tecnologicamente, proteggere l'ecosistema, proteggere gli ecosistemi e soprattutto garantire bellezza a questo straordinario territorio, unito allo sviluppo imprenditoriale. E credo che questo messaggio, così come la storia del nostro territorio, della nostra terra, ha saputo raccontare molto bene, anche il Salone Nautico, ieri, oggi, ma soprattutto nei prossimi decenni, saprà raccontarlo al meglio. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie Presidente, che è stato breve per il bene di tutti noi. Se lo è il Presidente di Regione, quanto potrà essere il Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Prego Presidente. Pensavo di parlare 45 minuti. No, il sole picchia, ma picchia in una giornata stupenda. E se stiamo zitti da questo arsenale, sentiamo il pulsare della storia. Io tutte le volte che vengo qui, e non è la prima volta, vero Luigi? In questo luogo sento veramente qualcosa di magico. Non solo per quello che ha realizzato il sindaco con tutti voi, non faccio i ringraziamenti, mi riporto a quelli fatti da chi mi ha preceduto, ma in questo luogo l'attività degli uomini, l'attività dei militari, del sindaco, di tutti gli artefici di questo salone suona diversamente, suona come se rintoccasse una campana della storia che non si ferma mai e che ci porta avanti. E a proposito di andare avanti, io pensavo, mentre parlava Simone, dopo Luigi, che c'è una costante, pensate. Presidente della Regione, giovanissimo. Simone, giovanissimo. Il Presidente del Consiglio, diventata Presidente già qualche anno fa, giovanissima. E camminare con le gambe dei giovani è molto bello. Se il futuro è affidato alle gambe dei giovani va veloce, a patto che quelli più grandi non solo non li ostacolino, ma li aiutino a partire. Non c'è bisogno di accompagnarli troppo, basta accompagnarli a partire. Vi assicuro che Luigi ne sa qualcosa, un pochino ne so qualcosa anch'io, ne sa qualcosa il Presidente della Regione. È un impegno che la mia parte politica, sono Presidente del Senato, ma sono orgogliosamente anche un uomo di partito, ha capito benissimo, vero Raffaele, vero Speranzone? E allora c'è l'altro aspetto. Se i giovani camminano, che ne facciamo di quelli che l'hanno aiutati a partire? Non sperate di liberarvi di Luigi Brugnano, non ci sperate proprio. Io lo aspetto a Roma se lui vorrà, o qualunque altra cosa vorrà fare,
il futuro è anche suo, non solo tuo, Simone, perché se lo merita. E solo per concludere, vedete questo salone che è arrivato alla 7ª edizione, quando è nato, ho visto a Genova, io ho casa in Liguria, lo guardavano con un po' di, con un po' di sospetto, dai, diciamo il termine giusto. È arrivato alla 7ª edizione e non fa ombra a Genova o ad altri luoghi, ma cammina con le proprie gambe e cammina bene con l'aiuto di tutti gli attori che lo hanno voluto e che lo stanno rafforzando, e che testimonia l'attaccamento di Venezia e dell'Italia al mare. Troppo tempo è trascorso senza che l'Italia si rendesse conto che il mare è una ricchezza che nessuno può vantare come può vantarla l'Italia. Grazie alla Marina, grazie a tutte le forze armate, grazie agli uomini che se lo ricordano, ma grazie soprattutto a voi che siete qui e ai veneziani che oggi mi hanno dato, vi hanno dato, ci hanno dato una splendida giornata sotto tutti i punti di vista. A buon intenditor, grazie ancora. Grazie al Presidente del Senato. Grazie a tutti voi, grazie al Presidente del Senato che ci ha fatto sentire un po' di silenzio. Oltre al passato, Presidente, abbiamo sentito anche degli uccellini. Abbiamo sentito anche... quello è un drone però, sì. Gli uccellini vogliono mangiarsi il drone. E infatti sì, c'è un inseguimento in corso, c'è un uccello che vuole mangiarsi il drone. Vedremo chi la farà franca. Io intanto ringrazio ancora il Presidente del Senato Ignazio La Russa e chiamo ancora una volta il coro La Fenice, il che significa che stiamo per tornare a vivere un momento emozionante all'inaugurazione del Salone Nautico. Infatti, per capire che cosa sta per succedere, oltre al coro Teatro La Fenice che si insedia pian pianino, chiamo sul palco l'ufficiale del gruppo operativo Incursori della Marina Militare per raccontarci che cosa sta per succedere ancora una volta sotto le nostre teste, ma qualcosa che parte sotto le nostre teste ma arriva molto vicino a noi. Che cosa succede? Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno ai gentili ospiti e alle autorità civili e militari. Ringrazio il Presidente La Russa per l'applauso e mi vorrei riagganciare, se le permette, Presidente, a due parole fondamentali che ha usato, che sono personale e storia. Infatti il gruppo operativo Incursori ha tra le proprie peculiarità e capacità operative spiccate quale forze speciali quella di proiettarsi tramite vettore aereo con un lancio con lanci in caduta libera, in collaborazione e in piena sinergia con gli assetti della Marina Militare. Personale e storia che sono fondamentali per appunto nella costituzione del gruppo operativo Incursori della Marina Militare, forza speciale della Marina capace di proiettarsi in qualsiasi dimensione e in sinergia con tutti gli assetti della Marina sopra, sulla superficie e sotto la superficie del mare. Stiamo assistendo all'avvicinamento appunto degli elicotteri a una quota da cui verranno lanciati gli operatori. A che altezza sono quegli elicotteri? 1500 metri. A 1500 metri? Circa 5000 piedi. A bordo degli elicotteri ci sono? 4 operatori del gruppo operativo Incursori, che si lanceranno appunto con la tecnica della caduta libera, raggiungendo una velocità di circa 200 km/h. E successivamente alla quota prevista... La tecnica della caduta libera che cosa significa essenzialmente? Significa che gli operatori si lanciano nel vuoto senza il supporto del paracadute, che verrà aperto a una quota prevista, che viene pianificata e concordata a priori, come possiamo vedere qui dalle immagini di repertorio. Gli operatori... questa è un'immagine in soggettiva di quello che succede durante una caduta libera. Esattamente. Adesso in questo momento l'operatore ha aperto il paracadute e sta nello specifico sventolando la bandiera appunto del gruppo operativo Incursori. I 4 operatori che si lanceranno in successione all'altezza prevista, quindi apriranno il paracadute e assisteremo all'apertura delle bandiere nazionali, del gonfalone della città di Venezia e del gruppo operativo Incursori, e chiuderà il fumogeno con il tricolore italiano. Noi stiamo vedendo sulle nostre teste loro e qui vediamo la loro visuale di fatto. Esattamente. Allora quindi... io farei
Qualche altro elemento importante che ci può guidare nell'interpretare al meglio questo momento, perché altrimenti su queste immagini, sia quelle proiettate che quelle che riusciamo a vedere ad occhio nudo tra le nuvole e il cielo di Venezia, lascerei partire il coro Teatro La Fenice che ci fa sentire il Va Pensiero. È qualcosa di straordinario. Come fate? C'è un margine di precisione di qualche centimetro. Chiaramente tutto è assolutamente coordinato. Accendiamo il microfono all'ufficiale, grazie. Chiaramente la coordinazione che avete potuto vedere e la precisione sia nell'atterraggio che nelle tempistiche
l'ammaraggio, sia nell'ammaraggio che nelle tempistiche, sono frutto di ore e ore di addestramento, anni di esperienza e chiaramente di studio e analisi e di addestramento continuo che i nostri operatori del gruppo operativo Incursori sono chiamati a esercitare, motivo per cui il gruppo operativo Incursori, quale forza speciale della Marina, è in grado di proiettarsi e proiettare le proprie forze, le proprie peculiarità su tutte le dimensioni fisiche, quindi aria, terra e mare per l'appunto. Straordinario, straordinario. Poi la precisione e il tempismo anche con il coro che finiva esattamente quando avveniva l'ultimo ammaraggio. Coro che ringraziamo ancora per l'emozione che ci ha dato, per aver fornito un'ulteriore emozione oltre a quella visiva e olfattiva, anche quella acustica della vostra voce. Vi prego di rimanere ancora con noi qui a fianco a noi, perché ci avviciniamo al momento di fatto dell'inaugurazione ufficiale del salone che sta per avvenire. Ringrazio la Marina Militare, invito anche l'ufficiale a rimanere qui con me se ne ha piacere. Invito i 2 allievi della Scuola Navale Francesco Morosini per il taglio del nastro che sta per avvenire e che apre ufficialmente il Salone Nautico di Venezia 2026. Insieme a loro invito a posizionarsi qui sul palco una rappresentanza degli ufficiali frequentatori del corso normale di Stato Maggiore e Master in Studi Strategici e Sicurezza Internazionale presso l'Istituto di Studi Militari Marittimi, Comando della Marina Militare. L'ho detto benissimo. E ci saranno con noi, credo che stiano arrivando, facciamo un applauso, non so se i 4 operatori che abbiamo visto lanciarsi e ammarare qualche istante fa, che ci stanno raggiungendo per il taglio del nastro. Mancano ancora, tra 2 secondi arrivano, giustamente, si sono appena arrivati. Quando arrivano gli faremo un applauso davvero particolare per loro. Credo che sia tutto pronto. Comunque... Chi manca, Presidente? Presidente della Confindustria, che invitiamo sul palco. Permesso di aggiungere. È un +1 da parte del Presidente del Senato, è accettatissimo. Grazie, prego. Allora, sincronizziamoci anche noi. Se vogliamo aspettiamo gli operatori. Dipende quanto ci mettono. Rapidi sono rapidi. Ci vuole molto. Allora facciamo una cosa. Sincronizziamoci, tagliamo il nastro e subito dopo avremo il piacere di sentire il coro che ci canta l'inno di San Marco. Quindi facciamo 3. Presidente, pronto? 3, 2, 1. Inizia il Salone Nautico 2026, prego, coro Teatro La Fenice. Spinge
Grazie al coro La Fenice. Vi prego di fare un applauso, sono arrivati, ci hanno raggiunto i 4 operatori e salutiamo che sono lì, Prego, fatevi vedere, grazie, vi applaudiamo volentieri e vi vediamo sul palco. Grazie per... Complimenti. Grazie a tutte le autorità, grazie al sindaco, grazie presidenti, grazie Ammiraglio, grazie al presidente Ignazio La Russa, grazie a tutti voi, è iniziato il Salone Nautico 2026. Buona settimana, grazie a tutti. In Serie A Venezia in Serie A. e resta in Serie A. Grazie a tutti.